Sicilia, elezioni regionali. Crocetta è il nuovo presidente. Lo Movimento 5 Stelle la lista più votata. Ucraina, le elezioni confermarono la maggioranza di Yanukovych. Berlusconi, attacco a tutto campo. Pallone, Palermo, ancora altri due paraggi. Catania, polemiche per l'arbitraggio con la Juventus. Benedica a tutti. Domenica 28 si tengono le elezioni regionali siciliane. Vediamo nel suo servizio su cosa succede. Se tagliamo i risultati di queste elezioni regionali, il dato che impressiona che assai è quello relativo all'astensione. Infatti il 52,6% degli siciliani decidiu di non ir a votare. Un altro fattore che fece assai scruscio è il risultato del Movimento 5 Stelle, che con il 14,9% risultava essere la lista più votata in Sicilia. Per quanto riguarda la presidenza della regione siciliana, il candidato Rosario Crocetta vince le elezioni con l'80,5% dei voti. Nello Musumeci arrivò secondo con il 25,7%, Giancarlo Cancelleri terzo con il 18,2%. Darrere a Iddu Gianfranco Miccichè con il 15,4%, Giovanna Marano 6,1%, Mariano Ferro 1,6%, Cateno De Luca 1,2%, Gaspare Sturzo 1%, Lucia Pinzone 0,2% e Giacomo Di Leo 0,2%. Questi invece le percentuali delle liste e il numero degli rispettivi candidati eletti. Movimento 5 Stelle 14,9%, 15 deputati, Partito Democratico 13,4%, 14 deputati, Lo Popolo della Libertà 12,9%, 12 deputati, l'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro 10,8%, 11 deputati, Partito dei Siciliani MPA 9,5, 10 deputati, Movimento Politico Crocetta Presidente 6,2, 5 deputati, Granni Sud Miccichè 6%, 6 deputati, Cantere Popolari 5,9, 4 deputati, Nello Musumeci Presidente 5,6, 4 deputati. Tutte le altre liste non superarono lo sbarramento dello 5% e arrestarono fuori dello Parlamento siciliano. Futuro e Libertà per l'Italia, Nuovo Polo per la Sicilia 4,4%, l'Italia dei Valori, lista di Pietro 3,5%, Claudia Fava Presidente, Federazione della Sinistra, Sinistra e Libertà, Verdi 3,1%, Lo Popolo di Furcona, Mariano Ferro Presidente 1,3%, Rivoluzione Siciliana 1,2%, Sturzo Presidente 0,8%, Alleanza di Centro 0,3%, Volontari per l'Italia 0,1%, Partito Comunista delle Travagliature 0,1%, Partito Pensiero Azione Piazza Pulita 0,1%, Unione Democratica per le Consumatori 0%. Secondo una poco di esperte, il Presidente Crocetta nei prossimi giorni avesse a trovare un accordo con altre forze politiche fuori della sua alleanza, perché il suo gruppo, con solo 109 deputati, non aveva i numeri per poter governare, dato che ce ne volessero almeno altre 7. Ma Crocetta ha dichiarato che non cerca altre alleanze perché confida nella buona volontà dei deputati delle altre forze politiche. Ucraina, domenica 28 i cittadini che a votare per rinnovare la Rada Suprema, lo Parlamento ucraniano. Lo partito di regioni, chiedo dello presidente in carica Viktor Yanukovych, pigliò quasi un terzo delle voti e mantenne la maggioranza parlamentare. L'opposizione di Yulia Tymoshenko conquistò il 24%. Secondo l'Ox potessero esserci irregolarità e imbrogli, perché la Tymoshenko ha cominciato un nuovo sciopero della fame. Grecia. La passata domenica 28 ottobre arrestarono il giornalista Kostas Laksavanis per aver pubblicato una lista con circa 2000 nomi di importanti funzionari pubblici, consiglieri del governo, ex ministri e uomini d'affari con conti bancari in Svizzera, precisando che avere un conto tra un banco svizzero non vuole dire automaticamente essere un evasore fiscale. Ma la lista non piaceva alle autorità greche, che invece di indagare sopra l'evasione arrestarono il reporter per violazione della privacy. Lo passato sabato 27, dopo il condannamento di primo grado per evasione fiscale, l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi passò all'attacco contro un videodiscorso, onde parlava a tutto campo. Disse che la Germania è super chiusa,
Iddu non era d'accordo con lo fiscal compact e che fu la Germania che l'impose. Sopra il governo Monti disse che i suoi provvedimenti portarono il paese alla recessione. Sti valori scatenarono assai polemiche. Ceco dice che aveva ragione, altri dicono che è lo solito populista e altri ancora che questi discorsi Iddu l'aveva a fare prima e non dopo il condannamento. Lunedì 29 ottobre lo sindacato CGIL dichiarò lo sciopero generale di 4 ore per il 14 di novembre. La manifestazione è per lo travaglio e contro le politiche di austerità e si decidiò insieme con la Confederazione Europea dei Sindicati. Benedica a tutti, palloni, Serie A, scandalo a Lucibali. Domenica 28 Lucatania perdì in casa 0-1 con la Juventus, che segnava una rete in fora di gioco, mentre a Lucatania ci avevano annullato, dopo averlo convalidato, un gol più in fora di gioco che non c'era. Lu Palermo pareggiò fuori casa a Siena 0-0 e nella giornata appresso, lu martedì Centa, ottenne un altro pareggio in casa contro lu Milan P2-2, dopo aver avuto un doppio vantaggio. Lu Catania, lu mercoledì 31, pareggiò a Udini. Palloni, prima divisione. Lu Trapani pareggiò fuori casa 1-1 con lu Porto Gruaro, dopo di aver passato in vantaggio per primo con una rete di Abate. Pallacanestro, Lega 2. Ma la giornata per i siciliani che perderono tutti e due per 4 punti. Lo Barcellona fuori casa a Verona per 75-71 e lo Capodorlano in casa contro lo Prima Veroli per 61-65. Lo Barcellona ha 2 punti alla classificazione, mentre lo Capodorlano è ultimo, senza avere ancora vinto una partita. Rugby, Serie A. L'Amatori Catania io a perdere per 15-6 in tale campo di l'Amatori Parma. Lo San Gregorio, perdendo in casa con lo pesante risultato di 7-43 contro Udini, arresta ultimo di Luso Gironi con 0 punta. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo!